Buongiorno da Renzo Micheletto e ben ritrovati con un nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Tra poco si apre la stagione agraria, quindi gli agricoltori si stanno preparando e innanzitutto abbiamo in studio il collega, il dottor Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura, grande esperto di grandi colture, quindi parleremo di grandi colture, in particolare parleremo di uso dei fitofarmaci, o meglio della riduzione dell'uso di fitofarmaci. In che senso? Dicevo, si sta aprendo la stagione, adesso gli agricoltori si stanno organizzando e quindi per le colture che andranno a dimora useremo fitofarmaci o non li useremo? In quali quantità? È chiaro che l'impatto sull'ambiente è uno dei temi più importanti e che ormai anche gli agricoltori hanno a cuore, però ovviamente a parità di risultati e a parità di reddito. Lorenzo, a questo punto ci chiediamo, questi fitofarmaci vanno usati sì o no e in quali misure? Vanno usati solo se, dove, quando serve. Quindi oggi abbiamo gli strumenti per sapere effettivamente dove possono essere utili e dare un aumento di reddito all'agricoltore o dove non sono assolutamente utili e quindi non sono da utilizzare perché causano un aumento di costi e un aumento dell'impatto ambientale dell'agricoltura. Come fa l'agricoltore a sapere tutto questo? Seguendo i principi e le istruzioni che ci dà la difesa integrata che Veneto Agricoltura, per quanto riguarda le colture erbacee, trasmette attraverso il suo bollettino colture erbacee, che può essere consultato sia sul sito ma meglio ancora ricevuto per email ogni settimana, più volte alla settimana, in modo variabile a seconda delle necessità. Quindi questa newsletter fornisce agli agricoltori delle utilissime informazioni sul cosa conviene fare. In modo molto concreto, molto pratico, affinché l'agricoltore utilizzi i fitofarmaci esclusivamente quando serve. Ecco, allora parliamo nello specifico e portiamo con questo anche un esempio. Parliamo della coltivazione, no, del mais. In questo caso adesso chi seminerà mais come si potrà organizzare alla luce delle nuove opportunità che si stanno presentando e che andremo a vedere tra poco? Allora, ci sono delle procedure di valutazione del rischio effettivo di danno da insetti del terreno e quindi per quanto concerne la prima scelta del maiscoltore, cioè quella di utilizzare seme conciato con insetticidi o dei geoidi infestanti alla semina, ci sono tutti i criteri per decidere se questo è necessario o meno. La sperimentazione di lungo periodo di Veneto Agricoltura ha dimostrato che in oltre il 95% dei casi, ma in molte zone oltre il 99% dei casi, non è necessario nessun intervento, anzi talora può essere controproducente. E questo per quale motivo? Per il semplice motivo che non ci sono popolazioni di insetti del terreno in grado di causare un danno produttivo alla coltura del mais. Bene, cosa deve fare a questo punto l'agricoltore? Seguire il bollettino colture erbacee, nel quale ci sono tutti i criteri per valutare il rischio a tavolino senza fare fatica, dove si presentano uno o più fattori di rischio, ci si trova le istruzioni per fare un monitoraggio che consente di stabilire con buona probabilità se effettivamente c'è una popolazione di insetti in grado di fare danno o meno. In tal modo riduce sicuramente di oltre il 90% la superficie che necessita di un trattamento. Prima di entrare poi a parlare di fondi mutualistici, perché il ragionamento è collegato, volevo chiederti dov'è che Veneto Agricoltura ha fatto queste attività di sperimentazione? Allora, le attività di sperimentazione nascono ancora quando Veneto Agricoltura si chiamava ESAV, quindi parliamo di inizio anni 80, quando i prodotti erano completamente, i fitofarmaci erano completamente diversi da quelli. Un'evoluzione molto complessa negli anni. È spinta. Quindi ha interessato tutto il Veneto e anche molte aziende del Friuli Venezia Giulia, nostro confinante, e ha interessato principalmente le aziende di Veneto, pilota dimostrative di Veneto Agricoltura,
Valle Vecchia, Sasserani e Diana, nonché Vidiago, che comunque già è assoggettata all'agricoltura biologica, e in queste sperimentazioni, fatte anche in aziende ordinarie di proprietari per avere molti più casi da studiare, si è visto come l'incidenza dei danni fosse normalmente inferiore all'1% della superficie che ogni anno viene seminata mais. Quindi 99% non trattato, 1% trattato, senza avere nessun danno alla produzione del mais, né in termini quantitativi né in termini qualitativi. Benissimo, l'agricoltore però a questo punto può anche decidere di accedere ai fondi mutualistici e coprirsi eventuali rischi. Sì. Allora, l'agricoltore segue la procedura che la difesa integrata suggerisce. In questa procedura può anche commettere degli errori, stima per esempio che un appezzamento non abbia alcun rischio, poi per la variabilità enorme della natura può anche accadere che in un 0,1% dei casi in effetti qualcosa di negativo possa succedere, e in tal caso il fondo mutualistico copre ogni danno, dalla risemina se fosse necessario all'eventuale riduzione di produzione dovuta a un ritardo della semina o una riduzione di investimento. Certo. Quindi il fondo copre completamente il rischio e garantisce il risultato economico all'azienda agricola. Ricordiamoci, tra l'altro, ricordiamo a chi ci sta seguendo, che da quest'anno poi ci sono anche delle coperture pubbliche, no, per poter accedere a questi fondi mutualistici. L'agricoltore interessato a chi si deve rivolgere per conoscere qualcosa di Deve rivolgerci ai Condifesa Veneto e Friuli, che hanno delle soluzioni già ben definite in attuazione dal 2014 in forma sperimentale e in forma estesa dal 2015, quindi già delle proposte concrete ben collaudate e che nei 4 anni che sono stati ben studiati hanno portato a dei risultati perfettamente in linea alle previsioni, con compensazioni di danno molto inferiori a quanto il fondo ha incassato come, fra virgolette, premi, contributi per essere coperti dal fondo mutualistico, e con percentuali di danno sul mais seminato nettamente inferiori all'1%, parliamo 0,1, 0,2, cioè percentuali molto basse, perfettamente in linea alla valutazione del rischio che era stata fatta da Veneto Agricoltura negli anni. Certo. Ricordiamo che la riduzione dell'uso di questi fitofarmaci è importante per la salvaguardia dell'ambiente, per la biodiversità, per gli insetti impollinatori in particolare, che grazie all'uso ridotto di fitofarmaci ne possono beneficiare. Certamente ridurre l'uso degli insetticidi in particolare evita l'impatto ambientale, riduce la perdita di biodiversità e riduce anche quello a cui stiamo assistendo, cioè la diminuzione fortissima delle popolazioni di insetti in Italia e nel mondo. Quindi ridurre i trattamenti alle situazioni ove è strettamente necessario è un dovere generale, anche per mantenere il potenziale produttivo dei nostri terreni. Ridurre la biodiversità vuol dire anche ridurre i cicli dei terreni e quindi ridurre il loro potenziale produttivo. Vorrei aggiungere come, a fronte di rischi molto bassi, il fondo mutualistico che abbiamo prima citato possa essere nettamente più vantaggioso rispetto a una copertura basata sull'utilizzo di insetticidi. Una valutazione che è stata sia pubblicata sia presentata attraverso il nostro bollettino mette a confronto 2 strategie di protezione del mais alla semina. Una prima strategia è quella profilattica, cioè di trattamento con insetticidi di tutto il seme, per esempio, che orientativamente su 100 ettari ha un costo di 40 euro per ettaro, per 100 ettari circa 4.000 euro. Il fondo mutualistico oggi costa ad ettaro, anche senza contributi, circa 3 euro a ettaro, quindi su 100 ettari
300 euro. Dunque, anche assumendo di avere un danno mai registrato da noi, con una probabilità praticamente zero di un 4% della superficie, e dando a questo danno 500 euro a ettaro, che è il massimo che sperimentalmente siamo riusciti ad individuare, significa che noi avremmo un danno di 2000 euro più il costo del fondo, che abbiamo detto è di 300 euro. Quindi 2.300 euro da confrontare a 4.000 euro della soluzione profilattica, cioè trattando preventivamente tutta la superficie. Quindi un vantaggio economico netto per l'azienda agricola, a cui si aggiunge il vantaggio ambientale, cioè il mantenimento della fertilità, perché non ho inciso negativamente sulle popolazioni anche di insetti utili del terreno e anche non del terreno, non ho influito negativamente sulle api e in generale ho ridotto l'inquinamento delle acque e dei terreni. Questo fa sì che la decisione vada vista in una visione più ampia, che tenga conto di tutti gli effetti anche collaterali delle decisioni sui trattamenti che prendiamo. Certo. Ascolta Lorenzo, adesso andiamo in chiusura, abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione, però volevo chiederti quanti agricoltori mediamente, se si può dire, credono a questa filosofia di chiamiamola così? Allora, l'agricoltore deve credere, a mio giudizio, esclusivamente a quello che vede sui suoi terreni. Nelle aziende dove noi abbiamo fatto la sperimentazione, evidenziando come il rischio fosse molto basso e che il non trattato fosse con le stesse caratteristiche del trattato o talora anche migliore, hanno cambiato la loro strategia e sono passati al non trattamento o al trattamento solo di limitate superfici. L'evidenza sperimentale è su larga scala, parliamo di migliaia di ettari. Le aziende nostre, le aziende del pilota di Veneto Agricoltura, che seguono la procedura della difesa integrata, che tra l'altro sarebbe obbligatoria, anzi è obbligatoria, nelle aziende, seguendo le procedure, la percentuale di ettari trattati con insetticidi alla semina del mais è 0, ma le aziende in cui poi sono state estese queste procedure sono adesso a trattamento 0 o 1%, 2%, 3%. Se poi la domanda del mio amico Renzo intende anche dire qual è la percentuale della superficie coltivata a mais nel Veneto che segue, da un'indagine che abbiamo fatto, dei questionari dopo i primi anni di applicazione della difesa integrata con il bollettino cultura erbacee e con i fondi mutualistici, ci dice che un cambiamento è avvenuto su circa il 50% delle aziende, ma la riduzione effettiva di trattamenti insetticidi alla semina è stata non superiore al 10%, circa il 10%, quindi ancora molto inferiore al target della difesa integrata, che ribadisco dovrebbe essere una superficie trattata significativamente inferiore al 5%. Quindi possiamo dire che siamo sulla strada buona, ma c'è ancora molto da fare. Abbiamo ancora da mangiare panetti. Allora, grazie al dottor Lorenzo Furlan, e mi sembra che l'argomento sia stato approfondito per il tempo che abbiamo a disposizione, abbastanza così in maniera proficua, però ricordiamo che tutte le informazioni utili sono disponibili sulla pubblicazione di Colture Erbacee, bollettino cultura erbacee, dove c'è proprio lo schema di procedura per valutare se c'è un rischio, e in molti casi il rischio non c'è. Un saluto a tutti e ci rivediamo la prossima settimana.